La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Siamo qui con Fabio Corinti alla filiale MAV di Pordenone che ci racconterà un po' il suo percorso in azienda. Come hai conosciuto Fabio la MAV? Attraverso un passaparola fra i nostri compaesani ho conosciuto MAV attraverso il network. Ok, quindi con i social network. Esatto. Tu da dove vieni? Da Brindisi, Puglia. Come si è svolto il processo di selezione? Quindi hai fatto un colloquio? Sì, esatto, ho fatto un colloquio e successivamente sono stato chiamato per effettuare le visite mediche. E nel tuo inserimento in azienda quali mansioni stai svolgendo? Io sono un addetto alle macchine, mi occupo del controllo qualità nel settore del legno. Il tuo percorso in azienda, hai seguito una formazione con MAV oppure con l'azienda dove poi stai lavorando? Sì, ho seguito diversi corsi di sicurezza, sia da parte di MAV che da parte dell'azienda, e poi è stato un continuo formare per diversi tipi di apparecchiature. Fabio è reduce da una notte perché sta lavorando su turni, puoi magari raccontarci come si svolgono i turni, come vi organizzate? Sì, i turni sono suddivisi in 24 ore fra mattina, pomeriggio e notte. Le mansioni sono diverse nei vari turni oppure avete sempre mansioni di linea? No, abbiamo comunque sempre le nostre mansioni di linea, al momento non variano. Com'è stato trasferirsi? Non ti nascondo che è stata dura, no, comunque si lasciano indietro tanti legami, però dai, siamo contenti perché l'esperienza ne vale la pena. Tu hai iniziato in azienda con un contratto di 2 mesi, sì, e poi quali sono state le prospettive che ti sono state date dall'azienda? Mi è stato successivamente rinnovato per altri 5 mesi con tanta positività di un prossimo rinnovo. Che cosa hai apprezzato di più di MAV? Come ti sei trovato proprio con l'agenzia per il lavoro? Allora, di MAV ho apprezzato tanto la competenza delle ragazze e la dedizione al lavoro per quanto riguarda il venire incontro anche al ragazzo che ha bisogno di lavorare. Come aspirazioni, insomma, tu come ti vedi in un futuro al lavoro, insomma, quali sono le tue aspirazioni? Senz'altro punto a diventare un capo macchina. Fabio, qual è il tuo percorso formativo, quindi che scuola hai fatto e quali sono state le tue precedenti esperienze di lavoro? Allora, io sono un addetto alle macchine nel settore nautico, successivamente alle scuole ho intrapreso la carriera lavorativa della ristorazione per un ripiego, diciamo, fra parentesi, in quanto nel nostro paese non c'è una realtà lavorativa così rosea. In realtà arrivi da un percorso professionale tecnico. Sì, esatto. Ti è stato utile poi nella tua mansione? Certo, infatti proprio per questo mi ritrovo a essere un addetto alle macchine. Ringraziamo Fabio Corinti per aver partecipato alla rubrica Vita di filiale di MAV alla filiale di Pordenone. Grazie, alla prossima. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.